È una grande responsabilità, però sono convinto insieme anche alle altre banche di credito cooperativo che il modello cooperativistico resiste ed è l'unico attualmente che riesce a sostenere in modo capillare. È la banca di credito cooperativo che è la vera banca del territorio. Se le recenti crisi e indagini giudiziarie hanno rivoluzionato il sistema bancario veneto, di fatto cancellandone i colossi, è forse lecito chiedersi cosa abbiano di fronte adesso i risparmiatori. Una prima risposta arriva da un'indagine di Milano Finanza, secondo la quale ai primi posti oggi in Veneto per solidità e stabilità finanziaria ci sono i crediti cooperativi, fra di essi Banca della Marca, ai vertici della classifica. Al di là dei risultati brillanti di Banca della Marca che ci rendono estremamente soddisfatti, testimonia anche lo stato di salute complessiva del credito cooperativo che vede diverse BCC ai vertici di questa classifica. È una classifica che fotografa appunto la solidità delle banche, di solidità patrimoniale ma anche qualità degli attivi. È un dato che dà l'evidenza come le banche di credito cooperativo sanno essere diverse e differenti rispetto alle altre banche che sono radicate nel territorio, banche che fanno crescere il territorio e banche che investono sul territorio. È chiaro che essere presenti in questa classifica ai vertici non è solamente un dato meramente economico-patrimoniale, ma esprime quello che le banche di credito cooperativo riescono ad essere, la vicinanza e il sostegno in questo momento delicato